Il mago fu la ciao bambini, lascialo venire avanti qua. Aspetta, è un tamauco grande e grosso. lo so, signora, il vento befanesco Oh sì. produce il vento, ma non un vento qualsiasi, è il vento di quando che arriva la Befana su dai tetti. Per fare andare bella fuori. Dai, taci. Attenzione. Quando erimo in 500 frulavino più del vento. Senti. La frulla marango. Sabato. Dai, Facciamo delle stelle a questa bimba che mi ha chiesto delle stelle rosse e verdi. Voi fate parte del gruppo Arte in Strada, vero? Sì, ci occupiamo di fare animazioni e volontariato. E facciamo i palloncini, facciamo ridere i bambini, facciamo le magie e tutto quello che i bambini ci chiedono per divertirsi. Stiamo aiutando la Befana nel suo lavoro. Noi gli facciamo riscoprire ai bambini i giochi di un tempo e li facciamo divertire con palloncini e dei trucchi. Basta poco per divertirsi. I bambini si divertono sempre con poco. Non frullo frullati, ma la frulla. La frulla è un oggetto befanesco della nostra tradizione che dovrebbe ricreare il vento che crea la scopa della Befana quando scende dai tetti. Innanzitutto è una passione che ti viene da dentro, e ce l'hai o non ce l'hai, però ci sono dei fattori che ti aiutano a crescerla, per esempio il fatto che lo fai con degli amici, con persone a cui vuoi bene, e quindi questo ti esprime in un gruppo che fa del bene, capito? E inoltre il fatto che vedi dei risultati concreti, il fatto che la tua associazione cresca dal punto di vista numerico, dal punto di vista della popolarità anche, sinceramente. Io sono orgoglioso di far parte di Arte in Strada e credo che oltre a far del bene è più il bene che riceviamo, perché il sorriso di uno di questi bambini quando sono contenti è veramente impagabile. Io lo consiglio a tutti. Che su sta razza detta bina ti vuoi che paga anche petta l'IMU, perché adesso ha questa tassa nuova vai più sì, ecco, ti alto lei poi il cottaggio del marito parlate IMU track. Ecco. Non so se tra la popolazione è presente il signor sindaco Veio signor sindaco vi vedo dopo. Intanto volevo dire tanto piacere signor maresciallo. È il maresciallo lui? È il maresciallo? No, perché l'anno scorso sono io già il commissario. Adesso andrò a trovare il maresciallo. Come stai? Intanto ne va del lei, manteniamo le distanze anche perché vedevo col naso, Ecco, il naso questa è la mantegna adesso. Perché mi voglio sapere una curiosità. Sticci di cui tanto si è parlato, ai comunali o ai statali? Allora, sono stati donati da persone. Sì, ho capito, ma io voglio sapere, il cigno come l'Uberlù è io comunale o statale? Perché le spiego? Perché
In questo momento sono comunali. Ostrega, ecco. In Qua questo casca il momento- banco. Qua casca il banco, sai perché? Perché se il Cigno fosse statale, mia me livelli ricci, perché un sacco di dipendenti comunali che voleva fare il concorso da Cigno. Visto che in comune, perché gli dice, ma guarda che si sa comprare le pene, le sante, il becco, Beh, adesso questa storia dell'abolizione delle province, no? Quindi la provincia di Rovigo sparisce. Mi voleva che presi in considerazione la mia proposta. dica. Che passessimo sotto la provincia di Venezia. Tanto dei ponti che ne abbiamo anche in altri a Biseffe, ma qua in Adria ne si fa altro che far ponti, è vero o no? Guarda che un ponte che ha una gobba più grande della tua e sta fermo 10 anni, la E ricordati. adesso quello che l'è fatto è che starà fermo 40, perché... No, è diverso il ponte, vai a vedere. Ho Tutti visto. potete andarlo a vedere, sta Anche buona. dopo, deve vedere il ponte. Andiamo a vedere il E ponte. lo chiamiamo il ponte di Calatravino. Perché? Allora, prima in dialetto sai come si chiamava? Sì, ma non stiamo a dire, No, per carità. deve fare la fine. Ponte di Canareggio. Perché mi risulta che in questo ponte uno va come che mette il piede e peta allegrio, è vero o no? Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Un muccio di balle mediatiche. Comunque vabbè, andiamo avanti. Terza domanda. Ah, ecco. Mi spieghi una roba, signora? Dimmi. Com'è là? Che per venire in Adria volevo tagliare su per l'ombra, metto che andare su per Bolzano, fare il giro delle Dolomiti, venire a Reso, perché che il traversario è ancora salato, io dica. Allora, una roba devo dirla. Mi piace molto la ristrutturazione della Hohol del comune. Bella? La Hohol del comune. Perché ciao, ascolta, guarda come ti fa così. A parte la ballare a masurta. Ciao, una mattina. Adesso stai in misura perché mi piace la massa. Avanti, indietro. Poi vado dentro che è una signorina molto cortese e dice: desidera? Arrivo, voglio una scudetta, fiate. No, mi fa, signora. No, mi spiace, scusate. Ho sempre che il problema del naso che fa condensa. Lei dice: allora signorina, mi ha la buffetta di poeta addosso a lei, ore? No, signora, no. Signorina, ciao, ma qua, cos'è che vendi? Signora, non vendiamo niente. Siamo un servizio al cittadino. E appunto, mi sono al cittadino, voglio caffeate e poeta. Perché se vuoi andare all'ufficio anagrafe, a sopra devo andare solo a destra, vero sindaco? Diciamo di sì. Dai, è diverso anche qua, capite? Abbiamo cercato di sistemare l'atrio comunale perché era un finanziamento che avevamo chiesto ancora nel 2009, finalmente a settembre sono arrivati i soldi e li abbiamo spesi per l'atrio, si potevano spendere solo per l'atrio. Ma mi sono quasi intromesso, che non mi squilla il cellulare, pronto? Cosa? Capisci? Cosa? Chi parla? Lei la ministra e la Fornero qui a Capianza sempre come la Madonna e Pompei. Pronto? Sì, ministro, carissima, sì. Cos'è che ha la piange? La piange, signora. Ministro, qua in altri non ne basta neanche il sudaman per sudarmi gli occhi, sai? Beh. Cos'è che è? Ah, sì, delle auto blu, cosa? Ieri a studiare una riduzione, cos'è? Ah sì, a studiare la riduzione delle auto blu. Ho capito, sì. Le strigane se non altri alle auto blu venivano a manda bianco.